Stiamo parlando dell'edizione storica, 4.000 espositori italiani, 38 paesi, 30 paesi rappresentati, raddoppiati i top buyers, quindi siamo a 1.000 buyers internazionali che rappresentano 68 paesi. Siamo la prima regione produttiva d'Italia con 12 milioni e 600 mila ettolitri, l'Italia è il primo produttore al mondo. Se poi guardiamo l'export c'è un dato che ci piace, e noi abbiamo un export come Veneto di 2 miliardi e 800 milioni di euro e nella classifica mondiale veniamo dopo Francia, Spagna, c'è l'Italia, poi ci sarebbe il dato del Veneto e siamo seguiti da Australia e Cile. Questo dà una dimensione di quanto pesi il Veneto sotto profilo enologico a livello internazionale. Maurizio Danese, amministratore delegato di Verona Fiere. Allora, una grande edizione questa del 2023 di Vinitaly. Sì, una grande edizione, l'insegna dell'internazionalizzazione e l'insegna del business. Tutti i nostri sforzi li abbiamo orientati all'incontro fra buyer e produttori. Solamente la nostra piattaforma dove facciamo matching appunto fra buyer e produttori siamo riusciti quest'anno ad avere ben 10.000 contatti già fatti, che sono ben 5 volte il numero che abbiamo fatto l'anno scorso. Grande lavoro di incoming su top buyer stranieri, abbiamo superato quota 1.000 top buyer veri e quindi direi grande attenzione verso l'internazionalizzazione, tenendo presente che quest'anno noi inaugureremo anche una nuova fiera a Chicago ad ottobre. Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, assessore ai trasporti. Allora, un Vinitaly edizione numero 55 che apre nel migliore dei modi. Sì, un entusiasmo che si tocca con mano, veramente. Stamattina hanno indicato tutta una serie di numeri che fanno presumere che questo Vinitaly sarà ancora meglio di quello dell'anno scorso, nonostante i 2 anni di pandemia. C'è una grande ripresa, una grande voglia veramente di crescere sempre di più. Poi stamattina è stato anche individuato quella che è la fetta veneta nel comparto del vino, che è segna una parte importante. Parliamo di 2 miliardi circa dell'export che riguarda l'Italia e riguarda il Veneto. Siamo a Verona, siamo in Veneto, io sono anche veronese, quindi un'edizione del Vinitaly che viene unita alla cultura, all'arte, quindi Verona un'esplosione di tradizioni, storia, cultura, arte, tutta racchiusa qui all'interno della Vinitaly. E ricordiamoci sempre che il nostro Veneto è tutto meraviglioso, è tutto da visitare, non solo per i prodotti ma anche per il buon vino, ma anche per i paesaggi. E poi se avete una bicicletta a disposizione ve lo consiglio.